Mantenersi in questa nuova realtà non è facile, lo si sta capendo ancora di più quando ci si confronta con le mentalità fuori l'isola. Amici di Sportisili, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti al palazzetto dalla chiesa Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo. C'è Real Termini Mirto e la sesta giornata del girone H di Serie B. Giallorossi che vogliono ritrovare la vittoria in quello che è il suo parquet d'adozione, ormai secondo avversario consecutivo non siciliano, un fattore entrato nella storia di questo club. Prima l'Acri, adesso il Mirto, reduce da 4 risultati utili di fila, che si vede davanti 3 partite nell'arco di una settimana, perché mercoledì ci sarà il recupero di Coppa della Divisione contro la Feldieboli, che vale il passaggio agli ottavi di finale. Le due squadre Real Termini in maglia e pantaloncini bianchi a disposizione di Giuseppe Lavita. Ci sono Dalba e Perdichizzi per la porta, poi Simone Alessio Domino, Paesano, Musin, Fuschi, Lucchese, Cassar, Cortese, Castagna e Montimoreggi. Mirto che risponde invece in maglia rossa fluorescente con pantaloncini scuri, a disposizione oggi di Luigi Salfino, è il presidente, che in panchina sostituisce lo squalificato Francesco Benenati. Guluscio in porta, dopodiché Torres, Pedace, Casacchia, Bitonto, Milito, Diaco, Pass, Tosto e Bracci. Arbitro della partita è Andrea Codebue di Crema, assistito da Mattia Canella di Saronno. Al crono c'è Antonino Schifano di Trapani. Tutti comodi, è iniziata Real Termini Mirto. Due tempi da 20 minuti di gioco effettivi, con entrambe le squadre che provano a contendersi questa partita. Già il Mirto in possesso palla con il recupero del Real che nello scorso match ha perso 6-3 ad Acri, seconda sconfitta di seguito dopo quella contro la Sicurluba in Coppa, l'eliminazione dalla Coppa della Divisione ai 16esimi di finale. Subito uno scontro con la stretta di mano da parte di Fuschi nei confronti di Bracci, che è il bomber del Mirto, già 16 gol in questo inizio di stagione, ha segnato in 6 delle 8 partite giocate dalla squadra proveniente dalla Calabria. Il recupero intanto del Real Termini, che porta il pallone in avanti in fascia lucchese. Il tocco decisivo è quello di Caio Pass, rimessa laterale. Già 1,5 sono passati, ancora da definire la trama di questa partita. Tiro bloccato dopo il tentativo di Paesano, prova ad insistere ancora il Real Termini con Musin a segno contro la Sicurlube. Lucchese largo per Paesano, prova a scambiare, Paesano si ripropone in quella zona di campo, ancora Musin, doppio passo, calcia Musin, pallone che rimbalza sul corpo avversario e corner per il Real Termini. Corto il tiro di Musin, larghissimo. La protezione poco fa da parte di Torres Iborra, che ha concesso il corner al Real Termini. Alla fine non c'è stato nulla di preoccupante. Risponde il Mirto con il pallone in fascia, altro tiro, anche questo largo. Il tentativo di Bracci, subito, che ci vuole provare. C'è stato però il fischio dell'arbitro. Si ricomincia da un calcio di punizione. Avanzata di Lucchese, mette fuori Torres.
sembra essere buono l'approccio del Real Termini. Musin ancora con il sinistro, ancora largo. Già un paio di tentativi da parte della squadra allenata da Alabit, che vogliono ritrovare la vittoria, soprattutto qui in casa. L'ultima fu contro il Drago Acireale, finì 7-4. Occhio però al tiro e c'è la rete del Mirto subito. Il gol segnato dal solito Bracci, 1-0. Sono 17 in stagione, mamma mia, sempre più devastante. Il vantaggio del Mirto con Bracci, e dire che fino a questo momento ci ha provato di più il Real Termini. Alla prima occasione il Mirto ha colpito e lo ha fatto con il suo giocatore migliore, Bracci. Tanto Paesano vince il rimpallo, pallone in mezzo, levato via. Bisogna battere più indietro questa rimessa laterale per il Real. Musin dietro per Paesano. Fuschi per Musin. A puntare molto Caio Pas, ma c'è il fischio dell'arbitro. Tutto deve essere fermato. Tutta la rimessa, si muove tanto Caio Pas, recupera Paesano, avanza ancora Paesano, non lo ferma Torres, la risposta seppur lieve di Guluscio, oggi unico portiere a disposizione del Mirto. Classe 2004, Guluscio, tanta responsabilità oggi per lui. Tra i pali del Mirto, scambia intanto la sfera il Real Termini, Lucchese sul palo, dopo aver evitato un paio di avversari molto bene, lo ha fermato in legno. Lucchese con il tacco ha provato a fermare il pallone in volo, c'è il tiro da fuori, Talba in due tempi su questa conclusione dalla distanza. Già ci sta provando tanto Bracci. Ormai superati 4 di gioco per questo primo tempo, 1-0 Mirto, il gol di Bracci. Real Termini che però non ne sta demeritando. Musin, piccoli passi, piccoli tocchi, tiro alla fine sporcato. Torres, pass, tanta dinamicità da parte di Caio Pas, stava andando anche con l'aiuto della Suola, non è stato così. Fuschi poi mette fuori con decisione il Mirto, sempre con Caio Pas. L'attacco da parte di Bitonto, l'uomo più in avanti della squadra ospite, che d'altra parte arriva da questi 4 successi di fila.
pardon, 4 risultati utili, l'ultimo fu con un'altra palermitana, il Monreale finì 9-9. Ci furono tante discussioni su quella partita, tante polemiche. Risultato abbastanza rocambolesco con 18 gol, avanza Musin e solo Fuschi l'aveva lasciata lì per Musin. Fuschi non è andato a tirare, aveva effettuato di fatto il passaggio per Musin, che si era ormai disinteressato del possesso di Fuschi. Bracci interrompe Torres, pallone di Bitonto, l'attacco di Paesano, il pallone ancora per Bitonto, giù il giocatore del Mirto, Paesano allarga, Fuschi per Musin, Lucchese, Musin più libero, intervento di Bitonto che recupera, si prende anche la rimessa laterale. Da segnalare anche il poco pubblico qui dalla chiesa Setti Carraro, non è che ce ne sia di un numero gigante, però oggi meno persone rispetto al solito. Anche perché questo non è il parquet proprio di casa del Real Termini. Sbagliato il passaggio, Lucchese la prende di sinistro, alto, spreca un po' così questa opportunità dopo il regalo degli avversari. Torres è lì in zona, finisce giù, alla fine Casacchia riprende il possesso il Real Termini. Fuschi deciso su Lucchese, pallone dentro, mette fuori il solito Torres Iborra, pallone dietro, il tiro quasi d'esterno da parte di Paesano. Ancora una volta il Real non centra lo specchio della porta, l'arrivo di Casacchia falloso, battuta subito la punizione, bisogna aspettare un attimo perché la posizione da dove battere il pallone doveva essere più lontana rispetto alla porta, di conseguenza più vicina rispetto alla linea di centrocampo. Musin, l'anticipo da parte di Torres, tanto lavoro in fase di contrasto per Torres Iborra. Chiese cade, cerca di avanzare Bracci, il fischio dell'arbitro che ha interrotto tutto. Pedace penetrato, pallone che rimbalza in faccia a Bracci. Lucchese punta in mezzo, il tocco decisivo di Golluscio, l'occasionissima per Fuschi, davanti la porta, non però con la faccia, però c'è stato un tocco che poteva ingannare il portiere del Mirto, che alla fine l'ha toccata in angolo. Ancora Golluscio, fantastico qui in tuffo su Lucchese da lontano, è rimessa. Musin in mezzo, altra deviazione, il Mirto si salva. Ottima copertura difensiva. Paesano in avanti, risponde Torres, la prende Bracci, ancora Bracci, evita un avversario, ne ha due davanti a lui subito dopo. Musin, ancora Musin a proteggere il pallone contro anche i tocchi di Bracci. Lucchese contro Casacchia, Paesano
lascia dietro Lucchese, veloce per Musin. Paesano, il tocco di Bracci, Bulluscio aveva un po' destabilizzato il movimento del portiere. Alla fine l'ha presa comunque il classe 2004. Bracci, Torres, si muove ancora il Mirto, Casacchia, ancora il tiro su Dalba, pallone che rimane in area con il recupero di Musin che avanza, scatta, si fa anche male sulla ringhiera, cartellino giallo per Bracci. Calcio di punizione. Lucchese decide di avanzare contro Torres, l'ultimo tocco è proprio del giocatore del Mirto. Altro corner della partita. Paesano, tocco dietro, Musin verso l'interno, sporcato il suo sinistro. Pedace sbaglia la battuta e cambio. Musin, Paesano, Bracci disturba Lucchese, si prende anche la rimessa. Pedace, il capitano del Mirto, ancora Pedace fermato, c'è Musin, la scivolata di Pedace a vuota, ancora Musin, largo pallone di Lucchese, Bracci con il braccio, c'è il fischio dell'arbitro. Calcio di rigore per il Real Termini, espulso Bracci per doppia ammonizione nel giro di pochissimo tempo. Fallo di mano che può dare l'opportunità al Real Termini di pareggiare. Lo vedete, Bracci che va fuori. Questa sarà un'assenza grossissima per il Mirto, che si priverà del proprio bomber. Oggi è salito a 17 con il gol dello 0-1. Adesso c'è l'opportunità per Lucchese di fare 1-1. Lucchese, il pareggio del Real Termini, 1-1 sul calcio di rigore. La rete da parte di uno dei trascinatori di questa squadra. Lucchese adesso diventa ufficialmente il bomber del Real in questa stagione, dato che sale a 5, si stacca da Musin, era secco da 2 gare, ritrova il gol
segnato sul calcio di rigore, fallo di Bracci, espulso per doppia ammonizione. Musin dietro, Lucchese finta. Si va ancora avanti con la corsa di Kassar in fascia. La rimessa però la guadagna il Mirto, che è da un po' che non si fa vedere nella metà campo avversaria. La squadra ospite ha già commesso 4 falli, è entrata veramente in difficoltà. Vuol dire che parliamo di una delle squadre che occupano la parte sinistra di classifica. Infatti è quinto il Mirto, 8 punti a -2 dalla zona promozione. Ovviamente siamo ancora a inizio campionato, è ancora lunga la strada per i sogni e per gli obiettivi delle varie squadre di questa Serie B. C'è il tiro, la risposta di Dalba sulla conclusione di Casacchia. La rimessa, nulla da fare però, dopo la proposta di Caio Pass mette fuori Milito. Musin, Lucchese, avanza ancora Lucchese, pallone lasciato lì, lo va a recuperare Caio Pass, vince il rimpallo, qui Pedace, il recupero di Paesano. Musin largo, allarga ancora di più da Lucchese, che prende soltanto l'esterno della rete. Sembrava calciare da lì Musin, in realtà è stata sfruttata l'ultimissima possibilità. Lucchese però non l'ha messa dentro. Occhio però a Casacchia, che ha fatto tutto bene, veramente bene, e se l'è portata fuori. 9 minuti al termine di questo primo tempo. Pass, Casacchia si muove, pass, pallone era per lui. Milito prova a girare palla, il Mirto ancora Casacchia, non vince però il contrasto con Lucchese, che tiene il pallone, non lo fa muovere. Musin dietro da Paesano, si muove tanto Kassar. Paesano fa con calma da Musin, imprevedibile in fascia, il tiro alto finisce per cadere Musin. Chiese tocca il pallone, lo va a prendere Torres, non riesce però a calciare. Musin, l'attacco di Pass. Musin, alla fine il Real risolve. Squadra che sta tenendo il possesso in questa seconda parte di primo tempo. Giallo nel frattempo per Fuschi.
Real Termini, che sicuramente avrà avuto più fiducia dopo l'espulsione di Braci, un colpo che non ci voleva proprio per il Mirto, giocatore che ne ha fatti 3 nella scorsa partita dopo essere stato secco nelle precedenti 2. Oggi è segnato, ha finito in anticipo il proprio match. Squadre che si godono il time out, 7-12 alla fine del primo tempo, 1-1 tra Real Termini e Mirto. Come detto, il momentaneo vantaggio degli ospiti con Braci, il pareggio di Lucchese su calcio di rigore. In quella circostanza quel calcio di rigore fu concesso proprio da Braci, che l'ha toccata con la mano, lui che era stato prima ammonito. Si è preso il secondo giallo. Mirto che si va a prendere le indicazioni dalla gradinata, perché lì in zona c'è l'allenatore Francesco Belenati, che per questo turno di campionato è squalificato e non può assistere al match da bordo campo. Tanto si continua a discutere probabilmente sull'episodio di poco fa, con la munizione per Fuschi. C'è stato un dialogo con Musin, che assieme a Lucchese è colui che ci sta provando di più. Dalba si esalta sul tiro di Caio Pos, e corner per il Real Termini. Casacchia vuole il pallone basso in mezzo, passa dietro Torres, ancora pass in mezzo Bitonto, la lascia lì ancora Caio Pos, finisce giù. Calcio di punizione per il Mirto. Alla battuta c'è Casacchia. La barriera sistemata da Dalba, ci sono 2 giocatori, adesso uno, è rimasto soltanto Fuschi. Real Termini abbastanza compatto. C'è il tiro di Casacchia, molto pericoloso. E corner, data la deviazione. Torres, Bitonto, scambio con Pos, il tocco di Musin, ancora Musin, Bitonto, il pressing da dietro, Paesano, lancio lungo verso Lucchese, la prende di testa, Torres la alza, pallone che va a toccare i sostegni delle luci sotto il tetto del palazzetto. Il tiro di Paesano in diagonale, respinge Torres. Rimessa per il Real Termini. Musin, punta pass, lo evita, poi trova Bitonto e allora pass, cerca di fermarlo Paesano, la suola dietro di Bitonto, pallone per Fuschi, lascia tutto a Paesano, calcia alto. Questa è una
soluzione solita per il Real Termini. Ci sono stati diversi tiri lungo la fascia di sinistra, soprattutto con Musin, adesso con Paisano. Scatta Lucchese in mezzo, un bel passaggio per Fuschi che era liberissimo, allarga Torres, Bitonto calcia basso, ci pensa Paisano a proteggere D'Alba a sua volta, il tocco di pass, squadre lunghe, avanza così Casacchia, fermato da Lucchese, non del tutto, il pallone non esce. Ancora Torres, tocco di Lucchese, Musin, avanti il Real Termini. Paisano verso il centro, Bitonto blocca, riparte il Mirto, 2 contro 3, ancora Bitonto con Lucchese che ferma tutto. Lucchese, largo, pallone in mezzo, il tocco di Torres, forse non volontario. C'è un altro time out. Tante opportunità in questi ultimi minuti con entrambe le squadre che hanno avanzato, si sono rese soprattutto pericolose, quasi senza difesa, tutto in contropiede. 4:46 al termine del primo tempo, sempre 1-1, partita equilibrata alla fine. Il vantaggio di Brazzi, poi espulso, il pareggio di Lucchese su rigore. Si ritorna dentro. Si riparte dalla rimessa laterale a favore del Real Termini. Lucchese dietro Musin, finta nel calciare, recupera Bitonto, riparte il Mirto in mezzo a due, il tocco di Fuschi. Musin lotta, Bitonto recupera Casacchia, c'è Fuschi a prenderla, Paisano largo a puntare Torres, duello con entrambi di 5 alle spalle, il tiro di Lucchese deviato in corner. Lucchese però dice non ho commesso fallo ai danni del mio avversario. Cerca di riprendersi, pass, tutto ok per il giocatore del Mirto, passe 95. La battuta del corner, Lucchese, l'anticipo da parte di pass, Lucchese sempre sua. Paisano lascia a Musin, Paisano
sempre sguardo alto. Musin prova la finta, trova Bitonto, il recupero del Mirto, pass Bitonto, destro-sinistro magico, nell'esterno non funziona però. Lucchese, deviazione con fallo. Quinto fallo da parte del Mirto e punizione adesso, ma poi sarà automaticamente tiro libero a ogni fallo commesso in più da parte della squadra ospite. La battuta sempre il solito Lucchese. Parte Lucchese, non di molto fuori. A questo punto il Real Termini vorrà conquistare i tiri liberi che potrebbero agevolare la squadra di Labita nella corsa al gol. Casacchia è riuscito il passaggio. Si ricomincia da una rimessa, pass Bitonto, vie centrali, allarga Casacchia, c'è il sinistro respinto da Paesano e Sheitalba con le gambe veramente al limite. Fuschi dietro, Paesano Musin, Lucchese, Paesano da fuori, trova subito, pass Lucchese in avanti, c'era Fuschi, pass verso Bitonto, la prende Bitonto di nuovo da Caglio, pass, la mantiene in campo, pallone dietro verso Bitonto, recupera tutto Paesano. Musin l'ha mantenuta in campo, adesso vuole aiuto da parte dei compagni, decide di scattare adesso il recupero di Casacchia. Ancora Casacchia, arriva Musin, recupera in modo regolare il pallone in mezzo, c'era Fuschi. Casacchia giù, ma questo è stato un altro episodio in cui il Real Termini poteva fare di più. Torres, calcia a palo! Mamma mia che occasione per Torres Iborra! All'improvviso l'occasione per il Mirto. Pallone che ha colpito lo spigolo del palo, quindi a metà tra un palo pieno e un palo interno. Mirto quasi in maniera inspiegabile, vicinissimo al nuovo vantaggio, quando siamo giunti a meno 1,20 nel corso di questo primo tempo. Pallone per Cortese, entrato poco fa. Lucchese contro la pressione di Caio Pass. Paesano, il pallone verso Cortese, scorre sul fondo. Meno di un minuto alla sirena che manderà momentaneamente le squadre dentro gli spogliatoi per fare un reset. La partita però è molto bella, interessante, equilibrata. Lucchese a puntare pass, Lucchese sul sinistro, si libera dell'avversario,
trova il tocco di Casacchia per il corner. La battuta affidata a Paesano, Lucchese, Fuschi, contropass, c'è il tocco del giocatore della Mirto. Lucchese guarda la porta, calcia, anche questa va alta. Casacchia trova la schiena di Paesano, Cortese quasi con la punta, Torres a levar via l'anticipo di Lucchese regolare, ancora Lucchese, doppio rimpallo, Torres spazza via in modo efficace Real Termini che chiude in attacco. 10 secondi, Fuschi, Paesano, Fuschi, ultimo tiro disponibile, 3 secondi, pallone dietro, Fuschi, viene chiesto il tiro, pallone in mezzo, c'è la sirena, finisce il primo tempo 1-1 tra Real Termini e Mirto, è tutto aperto dalla chiesa Setti Carraro, il gol di Bracci, il bomber del Mirto salito a 17 stagionali, poi ammonito, poi espulso per doppia ammonizione. Quel fallo lì ha concesso il calcio di rigore al Real Termini, poi trasformato da Lucchese. Noi ci risentiamo tra una decina di minuti per la ripresa di questo match, sempre in diretta qui da Bagheria. Ottava giornata del girone A di eccellenza che ci porta allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, di fronte il Mazara di Marino e il CUS Palermo di Colombo, partita che inizia alla grande per la squadra di casa con questa giocata di Federico largo all'indirizzo di Gomez che esplode il suo sinistro, battuto Carnevale. Sono passati meno di 4 minuti e va subito in vantaggio la squadra giallo-blu che fa esplodere subito il proprio pubblico. Inizio folgorante da parte degli uomini di Mister Marino che insistono qui con questa rimessa. La palla arriva dalle parti di Camarà che non riesce a dar potenza al colpo di testa, allora Carnevale la blocca. Poi Sami si accende, va via sulla destra a Romeo, ancora una finta, la palla messa al centro, Gomez non riesce a far doppietta, occasione da pochissimi passi per il numero 11 dei Canarini. Prima sortita offensiva del CUS, neanche a dirlo, con Saibo Fofana, la respinta di Franco in calcio d'angolo, ma torna a farsi vivo con il suo numero 6 Semeraro, il Mazzara, sventagliata dalle parti di Touré che dà un occhio al centro, propone il cross, bravissimo Carnevale a smanacciare, ad evitare pericoli maggiori. Dall'altra parte prova ad accendersi Ibra Traoré che serve Sheriff, la traccia in verticale per Fofana, l'uscita ottima da parte di Franco sul primo palo in protezione il numero 1 del Mazzara, Mazzara che si riporta in avanti con la corsa di Gomez che incrocia con il destro, Carnevale è battuto ma la palla si spegne sul palo, occasionissima per il 2-0 del Mazzara e ancora insiste, questa volta con Camarà che stringe palla sul sinistro, respinge ancora Carnevale, super impegnato il numero 1 del CUS. Nel secondo tempo Mister Colombo manda nella mischia del Rasi che qui potrebbe approfittare dell'errore di Thomas ma sbaglia a porta vuota col piede destro, pericolo scampato per il Mazzara che allora si riporta subito in avanti con la giocata dei soliti Camarà e la conclusione da parte di Gomez respinta ancora da Carnevale. Ci riprova con il lancio di Capitan Carollo sempre per Terrasi che prova a dar fastidio a Bertoglio, la palla messa al centro, l'anticipo fondamentale di Semeraro su Fofana che va attaccato il primo palo, sugli sviluppi del calcio d'angolo e Carollo che tiene vivo questo pallone, arriva in mezzo, c'è Scozzari che non riesce a calciare bene, strozza il sinistro, poi al minuto 62 si accende un parapiglia per questo scontro per il recupero del pallone tra Romeo e Bertoglio, parapiglia che prosegue per almeno 4 minuti. Alla fine il direttore di gara, il signor Lapaglia di Enna, decide doppio giallo e quindi espulsione per Piscopo da una parte, dall'altra parte arriva il rosso proprio per Bertoglio
protagonista nell'accensione di questa miccia. 10 uomini per parte, ma Mazzara che insiste ad attaccare. Qui il calcio d'angolo di Camara, il colpo di testa, la palla che rimane lì, conclusione di Federico, la respinge in qualche modo Carnevale, poi ancora ci prova il Mazzara ma è nulla di fatto. Occhio invece a questo calcio di punizione con Taibi entrato dalla panchina, la barriera salva Thomas da pericoli maggiori. Ultimo tentativo per il Mazzara con questo colpo di testa, il volo di Carnevale a negare il gol a Semeraro. Ma qui l'ultima preghiera del Cus affidata a Mineo che mette al centro, allontana Federico, la palla sorvola la traversa e dopo quasi 9 minuti di recupero l'arbitro fischia alla fine, vince il Mazzara 1-0 contro un Cus arcigno e leonino che però ottiene un'altra sconfitta. Torna in campo il campionato di promozione girone B e lo fa dal comunale di Collesano, dove si affrontano il Lascari Cefalù e la Castelluccese, con il Lascari che cerca riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa di categoria per mano del Gioiosa. Si comincia però subito con la formazione ospite che si porta in avanti sui sviluppi di una palla inattiva. La palla che rimane in area è passata appena un minuto e Di Giovanni, vecchia conoscenza da queste parti, dalle altre ex del Marineo, calcia fuori. Passa ancora un minuto e c'è un nuovo tentativo da parte della compagine biancorossa con questa conclusione che si perde sopra la traversa. Ancora in attacco gli uomini in maglia biancorossa, ancora con un'azione sulla fascia di destra. La palla arriva sul secondo palo per Solaro che non trova lo specchio della porta, si rende poi pericoloso il Lascari Cefalù con questa prima conclusione dall'inizio della partita. La tenta portiera, la palla che però viene bloccata senza problemi dal portiere Avarello. Il match però si sblocca a metà del primo tempo, gran palla in profondità per Sferruzza che parte sul filo del fuorigioco, salta Avarello e mette nella porta vuota il gol dell'1-0, ancora in gol Sferruzza, scatenato in questa parte di stagione, reduce da una doppietta nella gara precedente di campionato e 1-0, poi da lì in poi sarà un uragano il Lascari Cefalù. Ancora Sferruzza sull'uscita di Avarello, calcio di rigore decretato dal direttore di gara, sulla palla si porta Dario Ribaudo, fischio dell'arbitro, la rincorsa da parte del numero 10 che spiazza Avarello, firma il 2-0, torna al gol Dario Ribaudo, ma la sua giornata di gloria è appena cominciata, come stiamo per vedere. Passano infatti 9 minuti, dal minuto 26 al minuto 35, Ribaudo alza la testa, guarda la porta, fa partire il tiro, scavalca Avarello, gol del 3-0, perla assoluta di Dario Ribaudo e ancora in gol il Lascari Cefalù che al minuto 35 di fatto chiude la partita con una perla, un gioiello del suo uomo di maggior carisma e di maggior qualità. Il secondo tempo inizia malissimo per la Castelluccese e qui l'entrata da parte di Messina che si becca il cartellino rosso, 3 gol in meno e un uomo in meno per la formazione di mister Scudieri che subisce inevitabilmente l'avanzata da parte dei padroni di casa minuto 58 con Ribaudo che apparecchia per Fazio, conclusione sul primo palo, vola Avarello a parare. Non c'è molto da segnalare in questo secondo tempo se non il nuovo tentativo da parte di Ribaudo, la palla che si perde fuori non di molto, direttore di gara che poi senza recupero dichiara finita la partita, vince il Lascari Cefalù che torna al successo tra le mura amiche di Collesano, finisce 3-0.
Secondo tempo di Real Termini Mirto, siamo nella sesta giornata del girone H di Serie B di futsal, 1-1 dopo i primi 20 con il vantaggio momentaneo degli ospiti di Bracci. Qui il tentativo di Bitolto con la punta di poco fuori, il pareggio è stato di Lucchese a possesso adesso, ma che non può più andare a causa del fischio dell'arbitro. 1-1 il suo gol su calcio di rigore per un fallo dello stesso Bracci con la mano in area di rigore, che è costato il doppio giallo. Infatti è espulso in questo momento, perché è il bomber del Mirt, salito oggi a 17, ha giocato praticamente un quarto di partita con la restante metà. Si deve ancora disputare, è già iniziata con il Mirto che ha preso un palo nel finale di primo tempo con Torres Iborra, in una fase in cui il Real Termini, dopo soprattutto l'espulsione di Bracci, ha tenuto il possesso. Avanza qui la squadra di La Vita, va fuori Bitonto, scambia con Pass, Pedace protegge e ancora Bitonto, servirla dietro. Alla fine si ritorna da Guluscio. Parate importanti in una tripla occasione nel giro di un minuto per il Real Termini, un tuffo da parte sua. Ha risposto bene anche Dalba dall'altro lato. Paesano l'attacco di Pass, Lucchese sbaglia il passaggio, c'è sempre Caio Pass. Alla fine a sbagliare è Paesano. Facciamo un recap delle due squadre oggi in campo. Prima però seguiamo questa azione con Fuschi protagonista, allarga per Lucchese, se la sposta sul destro, poi scivola e si prende così il calcio di punizione. Real Termini oggi con Dalba e Perdichizia a disposizione per la porta, dopodiché Simone e Alessio Dovino, Paesano, Musin, Fuschi, Lucchese, Cassar, Cortese, Castagna e Montimoregi. Risponde invece il Mirto, oggi in tenuta rosso fluorescente, tendente di più al fucsia, con Guluscia in porta, poi Torres, Pedace, Casacchia, Bitonto, Milito, Diaco, Pass, Tosto, anche Braci, ma è stato ormai espulso. Punizione Real Termini, batte Fuschi, largo Lucchese, calcio in diagonale, fuori. Real Termini che da parte sua ha avuto un paio di occasioni per rimontarla. Non c'è stato però il colpo verso la porta. Una grossa chance invece l'ha avuta il Mirto con quel palo di Torres. Un vero e proprio lampo, perché c'è stata presenza fissa del Real nella metà campo avversaria. Lanciato Fuschi, profondo, poi Guluscio non la controlla e corner. Chiede scusa ai compagni, il portiere classe 2004 del Mirto. Batte Fuschi il corner dietro Lucchese. Musin contro Torres, calcia Musin, respinge Torres. Rimessa Mirto che ha commesso 5 falli nel finale di primo tempo, ha dovuto soffrire. Già nella ripresa c'è stato il primo. Murato Paesano, Torres allarga verso Pedace. Passaggio un po' troppo lungo.
Nel frattempo qui al palazzetto dalla Chiesa Setti Carraro è arrivato il Mistral di Carini. A guardare la partita, infatti ci sarà il match successivamente loro. Pass! Bello, bello, bello! Il gol di Caio Pass! L'ha messa in un modo intelligente, l'ha fatta passare, scusando un po' il gioco di parole. Inevitabile il gol di Caio Pass. Mirto di nuovo in vantaggio grazie al gol di Caio Pass, molto importante per dare un segnale positivo al proprio team. Secondo consecutivo per Caio Pass, quarto in stagione, di cui uno in Coppa. Avanza Musin, fermato da Pedace. Fuschi, Paesano, Lucchese sterza sempre di più verso la fascia di destra. Il tocco di Pedace c'è stato alla fine, è stato d'accordo però il giocatore del Mirto, classe 78, 44 anni. Tra l'altro nella sua carriera c'è stata anche un'esperienza con il calcio a 11 nella prima categoria calabra. Era la stagione 16-17, quindi 6 anni fa. Paesano porta spasso, Bitonto si prende la punizione. Richiamato Lucchese. Nervi sensibili quelli suoi. Pallone in mezzo, recupera Pedace, avanza il Mirto, c'è Bitonto in avanti, fermato Pedace da Paesano, 2 contro 2, Fuschi, il tocco di pass, squadre ancora una volta lunghe. Bitonto trova Lucchese sulla sua strada, la rimessa è per i palermitani. Fuschi sterza Musin, Fuschi già dentro e allora Lucchese si cerca il passaggio verso Fuschi, Pedace non blocca, Paesano a cercare Fuschi, troppo chiuso. Se volete intanto, sempre sul canale YouTube di Sportissimi, è iniziata Mazzara-Palermo, gara di futsal ma di Serie C1 siciliana, quindi parliamo di un contesto più regionale. Quindi se volete potete fare tutti gli switch che volete. Il tiro e il grandissimo gol di Caio Pass! Mamma mia come l'ha messa là sopra! La doppietta di Caio Pass, stavolta potente, con l'aggiunta della precisione che c'è già stata prima. Il 3-1 del Mirto, che preme sull'acceleratore nonostante il possesso del Real Termini. Il cinismo della squadra calabra. Fuschi chiuso da Pedace. Fuschi largo, Musin, doppio passo, calcia Musin sulla traversa. Siamo a un legno per parte.
insiste ancora Caio Pass, pallone per Casacchia, finisce giù, c'è il fallo, c'è anche il cartellino per Dalba. Primo fallo della ripresa anche per il Real Termini. Pedace alla battuta contro i due in barriera a murare il primo palo. Fischia l'arbitro, Pedace in mezzo il tiro da parte di Torres che esulta tantissimo. 4-1 Mirto. Lo ha trovato il gol anche lui dopo il palo colpito nel finale di primo tempo. Poker dei calabri e 4-1. Molto più facile questo tempo per il Mirto rispetto al primo, in cui c'è stato tanto equilibrio, sempre però con il Real Termini in possesso di palla. Monito Paesano per questo fallo qui su Casacchia. Adesso i gialli aumentano, è il terzo per il Real dopo quelli estratti a Fuschi e Dalba. Inoltre il secondo nel giro di pochi minuti. 2 falli per parte. Nel secondo tempo. Giù Torres, l'anticipo di Pedace, pallone che arriva ad Alba. Ancora Pedace, finta su Dalba, col sinistro non la porta avanti, pass, altro tiro, risponde Dalba, ancora pass in mezzo, Pedace, a segno anche lui, lo scambio con Caio Pass, il gol del 5-1 del Mirto. Ormai diventa tutto più facile per la squadra ospite, a segno anche Giampiero Pedace, 44 anni. Lucchese, Real Termini che proverà a rimediare in qualche modo. Forse non ci si aspettava questa chiusura del match in termini di risultato in così poco tempo dopo l'intervallo. Perché il primo tempo ha detto altro. Ci sarà stata qualche scossa all'interno dello spogliatoio del Mirto. Pedace lascia troppo dietro il pallone, lo recupera Lucchese, arriva anche Fuschi sulla rimessa. Paesano, lancio lungo verso Fuschi, troppo per colpirla di testa. Intanto giù
pass rialzato da Lucchese in persona. Guluscio la sponda con il pallone che è uscito. 13 minuti al termine. Mirto avanti di 4. Il gol nella ripresa con la doppietta di pass. Poi Torres e Pedace. Tutto questo in assenza di Bomber Bracci. Casacchia calcia anche lui, non è fuori. Casacchia ancora Mirto, non è abbastanza Bitonto. D'Alba e i suoi riflessi. Buona la parata di D'Alba. Mirto più voglioso di attaccare. Bitonto giù, fallo. E calcio di punizione. Veramente un altro Mirto. Man mano che i gol sono stati segnati in questo secondo tempo, adesso ci si vuole divertire perché il punteggio lo consente. Torres finta, alla fine va Milito, il pallone rimbalza, cross dentro per la testa di Bitonto, che non ha colpito come avrebbe voluto. Morbido Fuschi verso Lucchese, non passa, con l'arrivo di Milito c'è Casacchia, spazza Torres. Prima verso il tetto, adesso in gradinata. Fabio Torres Iborra, che ha giocato prima in Sardegna, di arrivo quest'estate da Alghero, dalla Serie C1, ma in B ci aveva già giocato con il Giorgione 2 anni fa. E mezzo, ancora da giocare. Con il Mirto avanti e già forse con la testa alla gara di Coppa contro la Feldieboli. Era in programma martedì alle ore 19. È l'ultima del programma dei 16esimi. È di fatto un recupero. Questo qui. Casacchia, D'Alba si mette il pugno. Altro tiro fuori, stavolta di Milito. Real Termini invece che giocherà in trasferta la prossima settimana in casa del Megara Augusta, con il calcio d'inizio alle ore 16. Altro tiro di Milito, non vuole segnare il gol.
anche lui. Invece il prossimo match del Real Termini qui a Bagheria sarà di prestigio perché arriva il Messina. Sarà un derby abbastanza affascinante. Guluscio, profondo, Bitonto spalla la porta con una serie di palleggi. Voleva poi andare al volo, Lucchese fermato in mezzo a due, c'è la punizione. Eccole le proteste di Lucchese. L'arbitro dice calma. Avanza Lucchese in diagonale, preciso 2-5. Il Real dimostra di essere vivo in qualche modo. Non molto reattiva qui la difesa del Mirto. Segna Lucchese, cambia poco per la formazione calabra. Dunque, gol su azione per il Real e doppietta per lo stesso Lucchese. Bitonto fermato da Simone Domino, appena entrato Simone Domino, troppo lungo il passaggio per lui. E cambio rimessa, è stata chiesta calma anche a Fabio Torres Iborra. Lucchese finta sul tiro. Adesso si può andare con il tiro di Paesano. Ecco lui, voleva il diagonale vincente. Potenza che alla fine è terminata sul fondo. Gulluscio sempre verso Bitonto, la mantiene in campo molto bene, alla fine la va a recuperare dal solito Lucchese. Pallone largo, avanza il Real, sempre lì in fascia con Castagna. E corner per i palermitani. Batte Castagna, allontana Torres. Lucchese indietreggia Paesano. Il pallone per lui. Simone Domino. Castagna contro Bitonto su un fallo. 8:20 alla fine. Tre falli a testa. Con un epilogo quasi del tutto chiuso, se non completamente. È uscito Torres Iborra, ha lasciato spazio a Pedace. Entrambi a segno oggi.
Bitonto verso proprio Pedace. Lucchese ci pensa lui. Ancora Lucchese, largo verso Simone Domino. Non c'è l'aggancio. Scatta pass. C'è il tunnel verso Paisano. Pallone di ritorno. Pass. Sono 3 oggi. Fair play anche a fondo campo, dove va a rialzare il proprio avversario. Il gol di pass. Time out quando il Mirto è andato sul 6-2, nuovamente sul +4 e tripletta per Caio Pass, oggi protagonista del match. 3 li aveva fatti in tutta la stagione nelle partite disputate, oggi 3 ne ha fatti in una sola. Ha segnato il gol dell'1-2, quello che ha permesso al Mirto di riportarsi in vantaggio. Poi l'1-3, il gol che ha dato al Mirto quella certezza che mancava, il doppio vantaggio. Ha segnato poco fa, gol delle 2-6 in una partita che va verso i titoli di coda. In mezzo i gol di Bracci, di Torres, di Pedace, dall'altro lato la doppietta di Lucchese, uno dei gol su calcio di rigore, quello del momentaneo 1-1. Real Termini che però non ha ancora mollato la presa. Lucchese va avanti, poi prende in faccia Pedace. Dopo il fischio dell'arbitro, Lucchese dice non volevo colpirlo. Viene chiesto l'aiuto da bordo campo, aiuto medico per Giampiero Pedace. Una pallonata fa sempre male. Si rialza adesso il capitano del Mirto. Si tocca la zona del naso. Parla anche con Fuschi. Deve uscire. Pedace entra al suo posto Casacchia. Paisano. Si ricomincia a giocare, mancano 7-10. Simone Domino in mezzo a due, cade giù senza fallo. C'è il sinistro centrale di Casacchia, la risposta di Dalba, poi Torres, ancora Dalba. Che botta di Torres. Pass da fuori in diagonale, concentra la porta. Chiese, pallone largo, arriva Fuschi. Paisano, sempre Fuschi, contropass, la riprende, la consegna a Bitonto. Paisano però tocca dietro per Fuschi, recupera pass, pallone largo, sale anche Casacchia. Lucchese lo ferma. Scatta Lucchese, pass, si mette davanti, Fuschi giù. Torres
alza le mani. Lucchese chiede la rimessa, non la tiene. Bitonto si ritrova da solo, calcia alto, soprattutto perché Pass sente qualche crampo. Subito non passa il pallone di Fuschi, avanza Pedace contro Lucchese che lo mura. 5-15 alla fine. Mirto che così si prende il proprio quinto risultato utile di fila, il terzo successo questa striscia di 5 partite. Anche il recupero del pallone largo, Pedace non calcia, il passaggio per Casacchia che adesso lotta contro Lucchese. Fermato Lucchese sotto l'incredulità di Pedace. Il Real riparte da questa rimessa laterale. Fortunato Simone Domino, calcia, pallone diagonale in mezzo. Non può andare Fuschi con il colpo sotto porta. Giù Paesano. Deve esserci un chiarimento per l'arbitro assieme a Bitonto. Mirto che invece sfiderà in campionato un'altra squadra del Palermitano, stavolta in casa, nella città di Palermo, sempre sabato prossimo, ore 15 però. E poi nuova trasferta in Sicilia, in casa del Drago Cireale. Sempre nel corso di questo mese di novembre che è appena iniziato. Pallone per Fuschi, giù assieme a Pedace. C'è il fallo, c'è anche il giallo. Per Giampiero Pedace. Primo cartellino in casa Mirto dopo con gli estratti a bracci. Quasi un tiro libero questo qui per il Real Termine. Il quarto fallo per il Mirto, ne ha commessi 3 il Real. Siamo in una posizione centrale. Cleaning in corso. Prima del tentativo di Cassar. Pallone all'altezza del dischetto. C'è il gol di Cassar, potente.
che ha battuto con l'uscio, accorcia ancora il Real Termini. Kassar, Fuschi, Kassar ancora! Doppietta immediata, 4-6. 2 gol nel giro di 20 secondi per il Real Termini. Mancano 3,50. Disattenzione del Mirto, che adesso vorrebbe un altro gol. Per evitare paure. Lucchese, c'è il tunnel, non c'è invece il tiro. Bitonto, Pedace, Torres, tocco di prima nella zona di Casacchia. Un po' rivitalizzato il Real dopo la doppietta di Kassar. Prima un gol su punizione diretta, poi ha trovato anche il tocco fortunato del portiere avversario. Cartellino giallo intanto per Giuseppe Lavita, allenatore del Real Termini. Real che ha 2 minuti e 40 per sorprendere in questo finale. Bitonto fermato da Lucchese. Avanza il Real Termini che ci sta provando in questo finale. Fuschi si accentra, c'è largo Simone Domino, pallone lasciato a Paesano, calcia alto, 1 minuto allo scadere, sempre 6-4 per il Mirto. Gli ultimi 2 gol in generale sono stati segnati dal Real in pochi secondi da Kassar, anche se rimane comunque difficile da riprendere questa partita. Paesano, Fuschi, ancora Paesano, vuole il tiro vincente il Real Termini, anche 2. Lucchese alla rimessa laterale, corta Paesano, mancano meno di 30 secondi. Fuschi, ancora Lucchese, non la fa passare, esulta Torres con il pugno. Pallone in mezzo, deviazione in corner di Bitonto. Lucchese, ancora Torres che esulta con i pugni, insiste. Paesano chiede il cartellino nei confronti di Bitonto. Quinto fallo da parte del Mirto. Mancano 14 secondi e 6 centesimi. Sei a 4 Mirto con la squadra calabra che ha commesso 5 falli. Dal prossimo in poi sarà tiro libero per il Real Termini, ma manca veramente poco tempo. Forse Lucchese vuole recuperare i 2 secondi che si sono sprecati per la
battuta della punizione che alla fine non c'è stata. Forse ha avuto qualche rassicurazione da parte degli arbitri. Pallone in mezzo di Paesano, deviazione, corner. Resiste il Mirto. Pallone in mezzo, arriva Pedace in contropiede, porta super vuota per il gol di Pedace che manda al tappeto il Real Termini. 7-4, definitivamente chiusa. La doppietta del classe 78 che si va a prendere gli abbracci di tutti. Un po' di paura in questo finale per il Mirto. Il gol di Pedace ha rassicurato tutti. Sirena, c'è la fine del match. Real Termini 4, Mirto 7. È il quinto risultato utile di fila per i calabri. Per il Real Termini invece è il terzo KO. Un match che comunque ha visto i palermitani gestire il pallone dal momento in cui Bomber Braci è stato espulso. Una botta di fiducia per quella doppia ammonizione. Alla fine il Mirto ha avuto un grande inizio di secondo tempo, soprattutto da parte di Caio Pass, che ha segnato una tripletta oggi. Una reazione dopo il momento degli spogliatoi veramente di qualità. Facciamo così, riassumiamo un po' tutte le reti. C'è stato il vantaggio appunto di Braci, che con questo gol è salito a 17. Poi la doppia ammonizione che ha dato l'espulsione, di conseguenza il calcio di rigore trasformato da Lucchese. Così con questo risultato si è stoppato tutto con il ritorno negli spogliatoi. Ripresa, doppietta di Pass, il gol di Torres e Pedace accorcia Lucchese, segnando così la propria doppietta. Tripletta invece per Pass e siamo 2-6 nel finale. Doppietta nel giro di 20 secondi per Cassar, che un po' ha rivitalizzato il Real Termini, ma non ci sono state poi altre conclusioni importanti. Real Termini, come detto, che affronterà in trasferta il Megara Augusta per la settima di campionato. Mirto che invece prima sfiderà la Feldieboli ai 16esimi di Coppa della Divisione. Poi anche per la squadra calabra ci sarà la settima di campionato con il match in casa contro un'altra palermitana, il Città di Palermo. È tutto dalla chiesa Setti Carraro di Bagheria. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.